Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia. Come sempre noi dedichiamo questo momento di approfondimento, come ogni settimana, all'auspicio CGIL, quindi alla questione dei pensionati, degli anziani della regione del Veneto, ma non soltanto, in generale, perché le questioni si possono comunque estendere ad altri territori. Ma in modo particolare in questa occasione parleremo con Daniele Tronco, ben arrivato qui con noi, della segreteria organizzativa dell'auspicio CGIL regionale del Veneto, grazie. Della questione degli anziani che sono veramente tantissimi, in costante aumento nella nostra regione, ben venga questo dato, però le loro situazioni, le loro condizioni di vita non sono sempre così buone e ci sono quindi problemi connessi. Da un lato la sanità, e questo si colloca nella riforma sanitaria recente, dall'altro nella prossima riforma delle IPAB, comunque delle cosiddette case di riposo per intenderci, e quindi dovremo analizzare, prenderemo un territorio in modo particolare come esempio di cosa è stato fatto per capire quali sono le prospettive, cosa sta succedendo, qual è lo stato della situazione, e sappiamo che molti di voi tante volte ci avete scritto, ci avete sollecitato di approfondire questo tema. Ne parleremo ancora, anche a più voci, ma in questa occasione parliamone proprio con lo CGIL che lo segue da molto tempo. E allora vediamo un po' di capire, oltre il 22% di popolazione anziana nella nostra regione? Sì, allora noi abbiamo dei dati che sono stati pubblicati recentemente, nei giorni scorsi, dall'Istat, che testimoniano un processo che si sta consolidando. Cioè noi abbiamo in Italia degli over 65 il 21,4%, poi abbiamo il 6,4% che ha più di 80 anni. Tenete presente che la media europea è il 18,5% degli over 65 e il 5,1% degli over ottantenni. In Veneto questa tendenza è del tutto coerente con la tendenza nazionale, anzi è leggermente superiore, nel senso che abbiamo una media del 22,8%, quindi abbiamo più di 1,5 punti più alto nel 2016. Se poi lo proiettiamo nei prossimi anni, vediamo che noi abbiamo nel nostro Veneto una tendenza all'incremento di questa media di un certo numero di punti in percentuale. Qui ovviamente sono stime, ma stiamo parlando di 3-4 punti in percentuale, anzi diciamo che la percentuale che si sta attestando di incremento è circa il 19%. Se poi possiamo anche vedere un dato diviso per provincia, perché non tutte le province del Veneto hanno lo stesso andamento. Diciamo che l'andamento che abbiamo avuto dal 2006 al 2016 è una percentuale incrementale che varia da Treviso il 21%, a Belluno il 25,4%, Rovigo il 24,7%, che sono le due province che hanno una media di popolazione anziana, diciamo, più alta del resto della regione. E ti lo chiedo questo, ma è un dato positivo tutto sommato? Sì, certo, è un dato che testimonia da un certo punto di vista la qualità della vita. Nel senso che probabilmente ha dei riflessi che vengono generati anche dalla qualità del vivere quotidiano. Il dato nazionale secondo noi è anche motivato dal sistema sociosanitario. Noi sappiamo che abbiamo un sistema sociosanitario che nel corso degli ultimi anni si è caratterizzata per la natura universalistica del servizio. Noi da molti anni abbiamo una riforma sanitaria che trae origine da riforme fatte negli anni 70 e che ha previsto un modello sanitario universalistico. Cosa vuol dire? Spieghiamolo a chi non capisce. Che copre i bisogni sanitari, dovrebbe coprire i bisogni sanitari a prescindere dal reddito o da situazioni, diciamo, di particolare. Quindi si dà la stessa prestazione universale, si dice,
che riguarda tutta la popolazione. Adesso, tanto per banalizzare, ma per far capire ai nostri telespettatori, il sistema americano è un sistema che garantisce una soglia pubblica bassissima, cioè il minimo di sopravvivenza. Poi se ti ricoveri in ospedale e non hai la carta di credito che ti copre quella prestazione con un'assicurazione privata, ti devi arrangiare e poi finisce che non ti curi. Attenzione! Oggi in Italia siamo in presenza di una tendenza, perché a forza di tagli, di ripetuti tagli del sistema, siamo in presenza di una fetta di popolazione che rinuncia alle cure. Questo è un dato di fatto. Questo è un dato di fatto. Comunque finora, questi sono processi che si misurano nel corso del tempo, quindi nel corso degli anni, diciamo che finora questo indice di invecchiamento è un dato che è significativo, cioè 159 ultra 65 anni ogni 100 giovanissimi, abbiamo un rapporto del 15,2%. Questa cosa ci dice? Che bisogna adeguare le politiche di welfare che abbiamo nel nostro Paese, perché è assolutamente determinante questo. Sì, come facciamo a coprire, diciamo, questa popolazione che tende ad invecchiare, e per fortuna che tende ad invecchiare, con delle politiche adeguate. Quindi il mondo politico deve farsi carico di questa situazione, sapendo che, diciamo, che se non lo segui diventa un problema ulteriore. Tenete presente che la nostra società è anche una società dove è venuto meno il rapporto, diciamo, delle famiglie a più figli, quindi gli anziani sono anche più soli in questo modello, diciamo, che abbiamo, e quindi hanno più bisogno di un intervento sia di assistenza domiciliare sia di assistenza, diciamo, di residenzialità protetta, di case di riposo, come normalmente si dice. Siccome ci è stato chiesto anche più volte, qual è la situazione delle case di riposo nella nostra regione rispetto al resto d'Italia? Intanto saluto Paolino Barbiero, segretario provinciale Treviso dello SPCGL, grazie di averci raggiunto, perché ci farà uno spaccato della situazione nel Trevigiano in modo particolare. Dopo ne parliamo anche insieme. Ben arrivato. No, noi oggi presentiamo un'esperienza che secondo noi è molto significativa, l'esperienza che ha fatto lo SPI di Treviso, che ha fatto un focus, un punto di attenzione molto preciso della situazione nella provincia di Treviso, che diciamo è molto simile, anche se ha degli aspetti di peculiarità specifica trevigiana, però diciamo che è una situazione che in linea di massima, diciamo, è molto simile alla situazione veneta, dove noi abbiamo una forte presenza di strutture pubbliche, parapubbliche, abbiamo una presenza anche di strutture private, ma sono, diciamo, abbastanza residuali, e che sono oggetto, proprio queste strutture, di un processo di trasformazione, di una legge che poi casomai potremo successivamente, anche perché anche noi come sindacato dei pensionati abbiamo anche proposto delle idee sul come trasformare queste aziende, che hanno delle peculiarità e delle situazioni molto particolari e che devono affrontare problemi anche dal punto di vista economico, che poi ricadono sugli anziani, sulle famiglie e anche sulla domiciliarità. Cioè noi abbiamo centinaia, migliaia di persone che vivono questa condizione in rapporto col sistema sanitario. Noi abbiamo in Veneto alcuni esempi
abbastanza positivi di rapporto tra il settore sociale e il settore sanitario, di integrazione, ma in molte aree del Veneto questo rapporto è molto carente e quindi si creano dei buchi e delle carenze. Infatti. Allora, situazione non carente, lo introduceva già lei, ma anzi in divenire anche molto interessante. Voi peraltro avete fatto anche a Treviso un convegno per fare il punto della situazione. Facciamo un po' il quadro, Paolino Barbiero, del territorio. Beh, innanzitutto, come diceva Daniele, il territorio di Treviso non si scosta molto dalla media regionale e quindi sostanzialmente se andiamo a guardare i dati anche delle altre province ci sarà qualche punto in percentuale, ma la sostanza è quella. Noi abbiamo sostanzialmente rilevato i dati della popolazione in provincia di Treviso, verificato qual è la popolazione anziana over 65, ma prendendo anche quelli oltre gli 80, e guardato l'indice di invecchiamento. Ci spieghi cos'è l'indice di invecchiamento, perché abbiamo persone che ci chiedono di essere molto semplici. È il rapporto degli over 65 in base agli abitanti. Praticamente in provincia di Treviso ci sono 880.000 abitanti, l'indice di invecchiamento medio è il 21%. E quindi ogni 100 abitanti ci sono 21 over 65, tra l'altro con situazioni diverse da comune a comune, che è determinata anche dal flusso degli immigrati che sono stati richiamati nei tempi buoni in cui le fabbriche avevano bisogno di manodopera straniera, perché poi c'è anche il dato degli stranieri, perché se non ci fossero gli stranieri il quoziente, l'indice di invecchiamento aumenterebbe. Okay? Infatti stavo pensando proprio. Abbiamo anche l'altro dato poi, il quoziente di natalità che è basso, quindi quoziente di natalità basso, flussi fermi perché c'è crisi, trend demografico in aumento perché aumenta giustamente l'attesa di vita. È chiaro che a questo punto trovare le risorse per assistere oggi il 21% degli anziani, anche se non tutti hanno, come si dice, problemi per fortuna, dentro un trend in cui nel 2030 si stima che saranno il 26%, è una cosa importante, ed è per questo che abbiamo voluto anche interrogare il legislatore per capire quali sono le azioni che sta mettendo in campo. Anche perché il lavoro di cura in provincia di Treviso, ma come nel Veneto, è articolato per un pezzo che viene fatto con le case di riposo. Tra l'altro sulle case di riposo c'è questa esperienza importante del Veneto fatta con le IPAB, che sono le case di riposo. Io chiedo alla regia se magari può mettere in onda le slide, perché abbiamo delle slide dell'elenco centri di servizio per anziani in provincia di Treviso, così ci rendiamo un po' conto. Diciamo che l'80% dei posti letto in provincia di Treviso sono gestite da case di riposo di diritto pubblico, le famose IPAB, che sono anche frutto di lasciti di persone che hanno lasciato le risorse proprio per fare questi servizi. Una parte di queste gestite direttamente, una parte affidate a delle cooperative, e poi c'è comunque delle esperienze di case di riposo private, principalmente di multinazionali, e che se le multinazionali vengono qui per fare casa di riposo, perché non mi risulta che lo facciano per opera dello Spirito Santo, è perché molto probabilmente devono avere dei ritorni. Quindi c'è una situazione articolata. Il primo elemento di criticità che abbiamo riscontrato e che abbiamo reso evidente anche ai legislatori, in questo caso era presente l'assessore sociale, è che il rapporto tra posti letto esistenti in queste case di riposo, che sono oltre 5.000, e impegnative, ha, come si dice, un delta del 20% non coperto. Proviamo a spiegare le impegnative. Se uno ha un anziano vecchio, malato, non autosufficiente, fa una procedura attraverso l'ULSS, riviene riconosciuta una scheda tecnica che si chiama SVAMA e ha, come si dice, la possibilità di andare in casa di riposo e avere un'impegnativa della regione, e quindi invece di pagare attorno ai 100 euro paga tra i 45 e i 50 diretta, perché gli altri 50-55 viene messo dalla regione. Perché riconosce che c'è un problema. Perché riconosce. Esatto, il punto vero è che le persone che possono prendersi i posti letto con l'impegnativa sono 4.000, mentre i posti letto sono 5.000. Vuol dire che gli altri 1.000 si devono pagare la retta intera,
che in questo caso viene anche abbassata dalle case di riposo pur di non lasciare, come lo chiamano loro in gergo, come si dice, di casa di riposo, il posto letto freddo, cioè vuoto. Sì, vuoto, Okay? Che una volta era il contrario, perché una volta c'era grande richiesta anni addietro. C'era grande richiesta, anche adesso c'è. Il Però, punto vero è che se hai l'impegnativa è più facile andarci, perché devi mettere, come si dice, 45 euro al giorno. Senza impegnativa ne devi mettere 70, 80. Ecco, ma secondo voi, proprio perché entrare nel merito specifico per questo delle impegnative, ci è stato chiesto dai nostri telespettatori, della questione che volevamo approfondire, questa impegnativa viene data in quali condizioni? Cioè la forbice è molto stretta, c'è proprio la persona che ormai ha raggiunto un livello di non autosufficienza totale, e questo è il problema, forse, e poi è discrezionale, perché alcuni vi hanno rilevato attraverso un percorso di verifica fatta dall'ULSS che certifica che c'è la non autosufficienza e quindi la non possibilità di essere assistito da casa, quindi all'assistenza domiciliare. In questo caso però è che, almeno i dati che abbiamo raccolto noi, ci sono persone che avrebbero titolo per andare in casa di riposo, però non prendono l'impegnativa, perché le impegnative sono già occupate, quindi per dirla brutalmente o aspettano che qualcuno di quelli che è dentro passa a miglior vita e quindi entrano rispetto alla loro attesa, oppure se vogliono entrare devono mettere mano al portafoglio e non tirare fuori i 45 euro diretta, ma tirare fuori l'intero, finché appunto non si libera un posto di quelli occupati dall'impegnativa. Quindi il problema che abbiamo a Treviso, che è un po' più alto rispetto ad altre province, è che questo 20% di posti letto dovrebbero essere anche questi riconosciuti con impegnative. È chiaro che la Regione deve mettere più soldi, okay? Mentre paradossalmente abbiamo altre province, penso a Vicenza, dove le impegnative sono maggiori dei posti letto, il che vuol dire che quelle persone, invece di cercarsi una casa di riposo in provincia di Vicenza, possono benissimo venire a Treviso, fermo restando che per la persona può andare bene perché risparmia, ma può andare male per i familiari perché se lo vogliono andare a trovare ce l'hanno magari a 100 km di distanza. Lei ha risposto a una mail che ci è stata scritta da parte di una persona che faceva proprio l'esempio di Vicenza, quindi si vede che è una cosa proprio comprovata, perché ha raccontato senza saperlo quello che era il caso. Perché i dati ci dicono questo, purtroppo. I dati raccontano tante cose, come abbiamo detto anche nel convegno. Quindi forbici più strette di analisi non sono dati oggettivi, però attenzione. Sì, tra l'altro tutto questo impianto è stato costruito negli anni 90, quindi sono passati 20 anni, l'attesa di vita è diventata più lunga, quindi ci sono tutta una serie di fenomeni che sono cambiati, quindi c'è la necessità di mettere mano. Il punto vero è che per mettere mano bisogna anche aggiungere risorse sulle impegnative residenziali e praticamente è dal 2010 che le risorse sono quelle. Quindi una delle questioni che abbiamo chiesto alla Regione è: tra i soldi che hai, non possiamo sempre lamentarci che sono meno, bisogna capire come anche riorganizzare tutta una serie di spese che la Regione ha e dedicare un po' di soldi in più su questo frangente. E la Regione che cosa ha risposto? Perché poi quello che interessa è anche... No, la Regione ha detto che l'analisi che abbiamo fatto è un'analisi corretta e ha evidenziato la possibilità di intervenire sui due fronti, quella di implementare le risorse e quella eventualmente di rimodulare in modo diverso le impegnative. Tradotto, oggi sulle impegnative ci sono due quote, una di 59 euro mi pare, l'altra di 55 che la Regione mette a seconda della gravità. Siccome si possono modulare invece di due livelli di gravità almeno 3 o 4, cambiando i livelli si possono distribuire meglio le quote. Questo tra l'altro andrebbe bene perché anche le case di riposo hanno tutto l'interesse di avere i posti letto occupati con impegnative e non fare come adesso che tentano di rubarsi le impegnative, mentre invece dovrebbero averli coperti con le impegnative e la Regione dovrebbe fare un'azione di controllo in modo che i parametri di qualità del servizio siano rispettati. Io, come si dice, siccome le stiamo girando le case di riposo, devo dire che quando vedo certi servizi in altre parti d'Italia dico che noi siamo messi, come si dice, un po' meglio. Però il punto vero è che per restare sempre un po' meglio bisogna avere la cura di starci dietro, di porre le questioni a mano che queste ci vengono, come si dice, presentate. Anche perché ci sono differenze dai territori ai territori. Se per esempio andiamo a vedere la piantina delle case di riposo di Treviso, ecco, vediamo se appunto dalla regia ci mette la piantina. Per esempio c'è una case di concentrazione di case di riposo sulla parte della pedemontana, perché sono tutte strutture di inizio Novecento, anche prima, tra l'altro dove andavano i veneziani a prendere aria buona. Ma in che condizioni sono?
Beh, sono in buone condizioni. La differenza si nota tra quelle che hanno una struttura più moderna, cioè che è stata realizzata negli ultimi 20 anni, quindi cambiano anche i materiali che sono stati usati, cambiano anche le strutture, le stanze sono concepite in modo più moderno, quelle più recenti hanno massimo, come si dice, 2 posti letto per camera, in alcuni casi per alcune tipologie di malattie ci vuole il posto letto singolo. Quelle là sono più vecchie di struttura, ma comunque hanno fatto gli ammodernamenti che si possono fare sapendo che lavori su una struttura esistente da questo punto di vista. Quindi ci sono alcune situazioni che per quanto fai non riesci a ottimizzare gli spazi, però sono tutte tenute bene. C'è anche, come si dice, qualità negli operatori sanitari, perché l'altro problema che abbiamo posto alla Regione è che c'è una carenza in prospettiva di operatori sanitari, tanto è vero che devono fare concorsi e attingere, come si dice, su persone dal sud che vengono qui, ma come sempre vengono qui perché non hanno nessuna alternativa, appena ne trovano una tornano indietro, e quindi qui rimane, come si dice, la criticità. Quindi c'è anche la necessità di ripensarlo questo lavoro. Tra l'altro lo diciamo anche in una chiave che interessa non solo gli operatori che agiscono nelle case di riposo. Se pensiamo alle badanti del Veneto, che erano 5.300, tra virgolette, quelle regolari, perché poi c'è sempre un'area, come si dice, di grigio e di nero anche nelle badanti, nel 2015, attualmente sono 23.000, quindi è moltiplicato il numero, è praticamente la professionalità più consistente che c'è in Veneto, sul quale abbiamo chiesto anche qua di fare una riflessione, di fare l'album delle badanti, di vedere che professionalità hanno, quale professionalità bisogna implementare, quindi c'è tutto un lavoro in prospettiva da fare, e tra l'altro anche fonte di occupazione, insomma, su questo bisogno di welfare. Chiedo un attimo a lei, Daniele Tronco, perché ci è stato chiesto, sempre da una menzione, mi vengono in mente chi ci ha scritto, anche se magari tutti hanno la possibilità di chiamare le sedi dello SPCGL per avere tutte le informazioni nel merito, ma questa è più politica come questione. Proprio perché vi occupate di anziani come sindacato, creare, come suggeriva un albo, comunque dare un elenco di persone fidate, perché molte persone hanno questo problema, cioè l'anziano non è nelle condizioni economiche di poter entrare in una casa di riposo, benissimo la badante, però la badante può creare e crea molte volte dei problemi, perché non c'è mai certezza a chi ci si affida, come arriva in casa. Invece magari un sindacato, proprio perché è sindacato, potrebbe dare anche delle indicazioni su come comportarsi, insomma, con queste persone, e dove pescarle, tra virgolette. No, questo è un tema che è all'ordine del giorno. Tra l'altro noi come SPI Veneto abbiamo realizzato un'intesa con le più importanti associazioni sia datoriali sia del volontariato sul tema della gestione delle badanti. Abbiamo già un embrione di intesa, è già un testo scritto, diciamo, perché il tema si pone chiaramente dal punto di vista della strutturazione di un album, della formazione. Diciamo che il sindacato che segue questo settore, che è la Filcams, ha un progetto che tra l'altro sperimenteremo in Veneto con un'azione particolare su una cassa nazionale che dà anche strumenti formativi e anche di sostegno a questi lavoratori. Allo stato attuale però non c'è un albo, non c'è un elenco? No, non c'è... al momento no, non c'è. C'è molto fai da te. Fai da te. Diciamo che sono sorte in questo periodo molte organizzazioni, molte associazizioni, ma anche di natura, diciamo, etnica, di natura di associazioni che raggruppa le badanti sul fronte di un'identità nazionale, ecco, e che fa un po' di gestione, anche servizi di persone di associazioni che mettono a disposizione appunto i servizi di queste, però c'è bisogno di un intervento, diciamo, pubblico da questo punto di vista. Adesso c'è anche il tema dell'assistenza domiciliare, perché come dicevo prima abbiamo il tema sia dal punto di vista delle case di riposo
con le impegnative di cura, ma si potrebbe anche estendere la parte del contributo che la Regione dà per chi decide di tenere in casa l'anziano, che oggi è regolato tra l'altro con un ISEE che secondo noi è troppo vincolante. No, infatti su questo torniamo perché è anche un altro tema che interessa moltissimo. Pubblicità, pochi secondi, poi state con noi.